Come sta la nostra ASL? Considerato il quadro economico generale, sta tutto sommato sufficientemente bene, anche se ci sono delle sofferenze che sono di origine generale, legate per esempio al discorso dei contratti che sono stati realizzati, del personale che è stato realizzato un anno fa, e poi della compressione delle spese di gestione, che sono sempre pesanti. Considerato che nel 2011 i trasferimenti dalla Regione erano di 243 milioni e rotti, e si sono ridotti quest'anno a 222 milioni, considerato che si perde 1 milione rispetto a un anno fa. C'è in ballo alcuni accordi che devono essere ancora siglati. Ma se si riferisce a un discorso sociosanitario, certamente l'ASL chiavarese dovrebbe firmare con i distretti un percorso per i servizi sociosanitari integrati, che non è stato ancora firmato. Per quanto riguarda il polo ospedaliero di Chiavari non ci sono grandi novità, si parla dell'hospice che comunque si pensa di ampliare il suo servizio. Questo discorso è datato da quando siamo entrati in amministrazione, e aspettiamo appunto che l'ASL provveda a completare i due posti di hospice che sono necessari per tutto il territorio nella struttura chiavarese. L'ASL 4 è oggetto di una riorganizzazione prevista in un piano che è stato approvato alcuni mesi fa. A che punto siamo? Che considerazioni si possono fare? Beh sì, è stato approvato un anno fa, quest'anno va approvato il piano di attuazione di questo piano, e tra le altre cose vedo che sono previsti investimenti per 2,8 milioni per l'assunzione di personale. Io credo che in questo modo si potrebbe, anche se qualificato e di un certo livello, ridurre la mobilità passiva, che è una delle croci di questo periodo.